Amici bellini, martedì, lo so è un po' tardi, lo so, stavate tutti come Mazzarri così, dov'è il video di Valerio Fluido? Ma è perché io ho aspettato fino all'ultimo, vedete, proprio notte a New York, vedete anche dalla finestra qua, aspettavo qualche notizia clamorosa di martedì per farne uno pazzesco, ma purtroppo no, però bisogna parlare di Insigne, bisogna parlare di mercato perché parliamone. Martedì pazzesco, rumori incredibili, rumori. Allora, prima di tutto, first things first, Francesco Cavallaro, benvenuto tra gli ultimi iscritti, benvenutissimi a tutti. Il video sulla tattica è piaciuto a molti, tutti avete commentato com'è bella la tattica, sono contentissimo, perché quando poi si parla di campo è lì che noi ci divertiamo di più, perché possiamo, invece di parlare di idee, di rumors, di mercato, di Berghe, di Tsimikas, tutti questi rumors che gli amici bellini mi dicono. A proposito, come avete visto, sono finiti le differenze tra gli abbonati. Ringrazio tutti gli abbonati che erano abbonati bellini, Facim, Francesco Crolla, Massimo Arciprete, Antonio Balzano, Guido Di Paolo, Fragile Mentalmente, Costanzo Sorrentino, Ottavio Larini, Salvo Dorazio, Nicola Vastarella, Denni, Tullio Celentano, Ivan Paco, Gianni M, Davide Vertullo, Luca Delise, Lucio D'Amato, Fulvio Fricante, Peppe D'Albenzo, Martina Rinnovata, Mana TV, Francesco Rogazzo, Napoletano Classico, Lino Bailo, e poi c'erano anche Emanuele Bello Buono, Alberto, Maria Picardi, Luca Elke, Enrico Terlizzi. Grazie a tutti per il supporto che avete dato finora. Sapete dove trovarmi, perché se volete passare al livello quello là, in alcuni casi addirittura risparmiate rispetto a prima, perché eravate amici bellini di Suacima. Ma passiamo. Vi siete dimenticati il like? Sapete che si mette prima, poi si mette anche alla fine, magari perché vi dimenticate. Allora, questione Insigne, ma questione mercato, le due cose sono inevitabilmente vanno a braccetto, perché ovviamente si parla di ridurre gli ingaggi, si parla di un'offerta e di una domanda, e si parla di offerte, perché se Insigne ha delle offerte può fare delle richieste, se Insigne non ha delle offerte ne può fare altre. Questo mi sembra un discorso generale che vale un pochino per tutti i giocatori di tutte le squadre, perché tu puoi bussare, un Donnarumma per esempio può bussare al Milan e dire: se volete mi dovete dare questo e Maria Stella per tutti i miei parenti fino all'ultimo grado. Perché? Perché hai alle spalle un procuratore che ti sa piazzare al Paris Saint-Germain, eccetera, voglio dire. Quindi la questione di Insigne è delicata, e oggi, in questi minuti, probabilmente si staranno anche già confrontando lui e Spalletti, il primo incontro ufficiale vis-à-vis, faccia a faccia, dove Spalletti dirà: benvenuto capitano, complimenti, ma come bello, come sta bello questo capello, stiratura a crema, eccetera, alla Siani. E Insigne dirà le sue cose, dice: benvenuto mister, io sono il capitano, qua comando io. Non lo so cosa dirà, ma dirà probabilmente: qua hai conosciuto il presidente, io mo ci devo parlare, perché sinceramente c'è sta qualcuno che guadagna più di me, mentre io sono sempre titolare inamovibile, mi carico la squadra sulle spalle, e molto spesso lo fa. A volte stecca anche lui, perché Napoli-Verona l'ha steccata anche lui, però bisogna dire che Insigne è sempre un punto di riferimento tecnico per la squadra, che si appoggia sempre su di lui proprio tecnicamente, e quando Insigne sta bene il Napoli gira bene, sotto questo punto di vista non c'è dubbio. Però noi sappiamo che in attacco siamo messi anche benino, perché a sinistra ci puoi mettere, quando tornerà, speriamo torni integro, perfettamente in forma, il signor Lozano, ce lo puoi mettere lì, ci puoi adattare un ass, ci puoi mettere anche Zielinski da quella parte, va benissimo. Però signori miei, è a centrocampo che c'è la problematica, e la problematica resta importante. Oggi noi siamo anche in vigilia della partita contro il Krakow in Polonia, e probabilmente vedremo pochissimi minuti, se ne vedremo, di Fabian, che si è appena aggregato al gruppo anche lui. Non vedremo Insigne, non vedremo Di Lorenzo, non vedremo Meret, non credo. Spero che però viaggano già ho scritto viaggo
viaggino con i compagni, perché è importante anche che Insigne vi dimostri che tutto quel fare gruppo, quell'essere leggero, quel creare quell'atmosfera simpatica e divertente che poi ha aiutato l'Italia a essere gruppo, fallo anche con il Napoli, non farlo solo con l'Italia, 1000 storie su Instagram, scherzi telefonici e cose varie, fallo anche con il Napoli, vediamo se riesci a creare questa atmosfera anche con il Napoli, oppure se a Napoli c'è un'aria pesante e non lo puoi fare, oppure senti la pressione, il fatto che sei napoletano, capitano, eccetera eccetera, e non riesci a farlo così. Sarebbe bello vedere un pochino di questo atteggiamento anche per la tua città, per la tua squadra dove sei il capitano. Però se la Roma si prende Cop Miners, ragazzi, è una roba troppo brutta, perché Caio Giorgio va bene, il Napoli ci stava appresso, ma non è nemmeno la nostra priorità. Non fa niente, arriva la Juventus, se lo piglia, ma se tu stai appresso a Cop Miners da quando lo hai affrontato in Europa League e non sei riuscito ad affondare il colpo, perché ovviamente non ci stanno soldi e capisco tutto, però la Roma perde Sciaka perché a quanto pare quella pista si è chiusa e adesso si fanno insistenti rumors che vogliono la Roma fiondarsi su Cop Miners. Se il prezzo veramente è 15 milioni, fai qualche debito, non lo so, ma è troppo importante prendere un giocatore lì che già sai che ti rende, perché Cop Miners lo sai già che ti rende, 23 anni, ha fatto il capitano, qualità e quantità, lo devi prendere per forza. Se la Roma prende Cop Miners, io ho seria paura per la Roma, che si migliora rispetto all'anno scorso, quindi non solo ti ruba un giocatore, ma si inserisce prepotentemente per la lotta al quarto posto, perché hanno preso anche l'attaccante, hanno preso Shomurodov, e quindi diventa complicata. E poi c'è sempre da tenere d'occhio l'Atalanta, che a quanto pare potrebbe avere molta liquidità. Se riescono a liberarsi di Romero, a quel punto anche loro potrebbero affrontare il colpo con un'offerta importante per la Z Alkmaar. Di conseguenza, ragazzi, lì se la questione Caio Giorgio mi ha interessato fino a un certo punto, la delusione no, perché alla fine è un giocatore che ancora si deve fare, una promessa, va bene, ma se Cop Miners viene in Italia a una nostra concorrente è un brutto colpo per noi da accettare, perché potrebbe essere veramente un'occasione persa. Allora tu dici vabbè, ma se tu non riesci a vendere nessuno, come fai a comprartelo? E stiamo guaiato, perché se aspettiamo sempre le offerte, il Napoli subisce il mercato, e se queste offerte arrivano troppo tardi? Se queste offerte arrivano a fine mercato e tu poi non hai il tempo di organizzarti con i contrattoni lunghi, come facciamo? Perché noi adesso stiamo vivendo con questa speranza che non arrivi un'offerta per Koulibaly, che non arrivi un'offerta per Fabian, o meglio, se arriva magari più svelti di Fabian, fatela questa offerta, ma ha fatto un europeo che non merita offerte, purtroppo, e speriamo che non arrivi l'offerta per Zielinski, speriamo non arrivi l'offerta per Insigne, altrimenti, signori miei, però noi speriamo, però se non arrivano offerte nessuno può entrare, la squadra è al completo? No. E questo è il problema, perché tu puoi anche pensare non se ne parte nessuno e non arriva nessuno, la squadra è al completo? No, semplicemente questo è il fatto, perché altrimenti per ritenerla al completo devi puntare su delle scommessine, e quindi via Bakayoko dentro Gaetano, per esempio. Va via Luperto, qualcuno lo devi pigliare in difesa. Se va via Luperto non puoi rimanere con 3, di cui uno è Manolas che si infortuna sempre, e lo devi pigliare a uno, e non puoi per forza. Quindi rimaniamo scoperti anche in difesa, perché il terzino ti puoi pure pensare di arrangiare con Mario Rui, Di Lorenzo, sposti Resta Malquitta a destra, sposti Di Lorenzo di là aspettando Gulam, ma poi se ne partono tutti per la Coppa d'Africa e ti trovi in grosse difficoltà. Quindi il Napoli qualche cosa deve fare entro questa settimana qua, signori. E il 3 agosto, tra 3 settimane, si comincia a giocare le partite ufficiali. Lasciamo perdere queste amichevoli, non ci interessa, va benissimo, siamo in vigilia, quindi domani ce la guardiamo anche insieme. Ma come team no, ma se non facciamo mercato, le altre squadre si stanno muovendo, noi abbiamo fatto l'analisi, piano piano si stanno muovendo le altre squadre, che vogliamo fare? Siamo pronti con questa squadra al momento per affrontare le 3 competizioni? Io la vedo tosta, e non perché voglio fare, capito, quello negativo eccetera eccetera, ma mancano proprio delle pedine, sono le solite. Allora non riesci a pigliare quello, vuoi puntare su Gaetano,
speriamo bene. Ti devi rifare sempre al mazzo. Speriamo bene. Speriamo, vuoi puntare su Petagna, Mertens e così? Speriamo bene. Vuoi puntare su Insigne senza sostituto, perché poi pare che per un ass si vuole monetizzare. Speriamo bene. Magari se esce un ass tu puoi rimettere i soldi per il terzino o per il centrocampista. Speriamo bene. Credo che sotto nei commenti potete scrivere hashtag speriamo bene, perché altrimenti non vedo lo spiraglio, perché il Napoli non si muove, di conseguenza non escono video. Non è vero, i video escono sempre, quindi voi da oggi in poi dovete sapere, vi iscrivete al canale, lasciate like, fate le cose belline e dovete saperlo a prescindere che escono dei video giornalieri, anche se non ci sono notizie di grido che sono in tendenza su Twitter. Noi una chiacchiera ce la dobbiamo fare sempre, giornaliermente, quotidianamente, perché anche la copertura, come mi ha detto qualcuno, anche la copertura da parte della radio ufficiale, da parte delle varie televisioni sta venendo a mancare un pochino, perché giustamente devono andare anche loro in vacanza, lo capisco benissimo. Siamo noi tifosi che non andiamo mai in vacanza, siamo noi tifosi che cerchiamo sempre notizie, cerchiamo degli approfondimenti, e purtroppo questa sarà la settimana in cui non si farà altro che parlare di Insigne. La situazione di Insigne, ve l'ho detto, io spero che Insigne dimostri l'attaccamento alla maglia, non si dimostra abbassandosi lo stipendio, facendo poche, si dimostra anche coi social, visto che loro sono molto attivi sui social, si dimostra anche così. Una storia in più che riguarda il Napoli, per esempio ho apprezzato molto che lui stesse guardando la partita contro il Bayern. Tutti questi piccoli sono piccoli segnali importanti, perché poi ricordati, sei anche capitano, quindi se un Callecon che è lontano da Napoli da 2 anni continua a guardarsi le partite del Napoli, sono bei segnali, ce lo deve far vedere anche Insigne, deve anzi continuare a farcelo vedere, perché lo ha fatto. Dopodiché, signori miei, noi dobbiamo sperare che questa situazione del contratto si risolva in un modo o nell'altro in fretta. Hashtag velocità di nuovo, perché immaginate che tragedia fare un campionato dove la pressione di Insigne non solo è quella di essere napoletano, capitano, giocatore rappresentativo di questa squadra, te la fai anche col contratto appeso, sbaglia un tiro a giro, parte la divisione, ecco qua, sta pensando a un altro, gioca per se stesso, non pensa più al Napoli, non si può fare così. Quelli che se la prenderanno con la società ha sbagliato perché dovevi fargli il contratto, non si può giocare senza contratto, non è vero, Insigne doveva venire, succederebbe una spaccatura continuata per tutto l'anno al primo errore di Insigne, gli attacchi feroci da parte di qualcuno e la difesa a spada tratta da parte di altri, con conseguente di nuovo divisione pazzesca, altri ammutinamenti, una situazione perfetta che oramai sono un paio d'anni che noi continuiamo a vivere. Adesso Usai e Allan vengono chiamati in causa come giocatori che facevano parte di quell'ammutinamento, che non fanno più parte della società, e sono cose interessanti su cui secondo me uno deve riflettere, che fosse un segnale a dire: se lasci poi il Napoli poi devi pagare le conseguenze di quello che hai fatto, così, anche se 160.000 euro, insomma, quello che dovrebbe rischiare Allan, sono bruscolini per giocatori che poi vanno a firmare un altro grande contratto. Non lo so, sono discorsi che anche voi nei commenti mi approfondirete, mi farete sapere cosa ne pensate. Poi a margine, secondo me un video che uscirà in questa settimana, domani è partita, poi ci sarà approfondimento tattico, però un accennino su una cosa che ho notato, è che una cosa che noi dicevamo sempre di De Laurentiis, che almeno non fa quei movimenti fittizi di mercato, di plusvalenze che non ci azzeccano niente. La questione Osimhen con tutti quei giovani valutati 20 milioni ci fa cadere un pochino questa cosa, perché quei giovani adesso uno sta alla Fragolese, un altro sta cercando posto in Serie C e un altro è rimasto disoccupato. 20 milioni rimane un po', mi rimane un po' difficile. Da New York, Valerio Fluido è tutto, un video complicato perché notizie non ce ne sono, ma noi siamo tra amici, siamo al bar a prenderci un caffè. Qual è il problema? Il like. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare. Basta, sei cringe, quante cose. Tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè. non mi ricordo come mi chiamo.